Nuovi focolai, tornano ad aumentare i positivi, i soggetti in isolamento, l'emergenza reale non è finita, dice ai nostri microfoni il presidente Zaia che attacca l'eccessivo complottismo. A Sandrigo l'ULSS avvia gli accertamenti epidemiologici dopo il caso di positività di una bimba di 7 anni chiuso al centro estivo che la piccola frequentava. Un anno fa l'incidente che costò la vita a 4 giovani di Musile e San Donà di Piave, omaggio al cimitero in piazza, le parole della mamma di una delle vittime. Condannata a 3 anni e 6 mesi di reclusione l'infermiera veronese accusata di lesioni gravissime per aver somministrato della morfina a un neonato perché piangeva troppo. Approvato nel pomeriggio, malgrado lo scontro tra maggioranza e opposizione, il piano regionale dei trasporti, investimenti del valore di 20 miliardi di euro per la mobilità del futuro. Gioco d'azzardo, il Consiglio di Stato dà ragione al Comune di Belluno, vietato aprire sale slot vicino ad uno sportello bancomat, è uno dei primi casi in Italia. Sulla Marcesina, boschi come cantieri, lungo le strade passano 100 camion al giorno, carichi di tronchi che vai a abbattuto, ma la natura torna a prevalere. Buonasera, ben ritrovati. Dunque questi i titoli di questa edizione, ma in primo piano i casi, i contagi, il bollettino regionale di questa sera. Sono 14 i casi in più, un numero che dunque è salito rispetto ai giorni scorsi, 14 dunque i positivi, 5 sono a Padova, 6 a Treviso, 1 a Venezia e 2 a Vicenza. Sono 439 attualmente i casi positivi in più nella nostra regione. 1422 sono le persone che si trovano in isolamento domiciliare, anche qui il numero continua a salire. Per quanto riguarda invece i ricoveri sono 127, 9 persone invece si trovano in terapia intensiva, fortunatamente nessun decesso rispetto a questa mattina. Dunque riguardo ai 14 nuovi positivi, 5 sono bambini, tra cui ci sono 2 bambini di 5 e 9 anni appartenenti verosimilmente ad un unico focolaio familiare legato al Kosovo, una donna invece di 28 anni nata in Kosovo, un uomo di 36 anni nato in Nigeria, un altro uomo sempre della Nigeria di 25 anni, una donna di 55 anni nata in Congo, 2 uomini di 44 e 35 anni del Camerun conviventi, 2 uomini italiani di 80 e 92 anni ed un uomo di 52 anni, personale viaggiante in arrivo dalle Filippine. E dunque continuiamo a parlare di Covid-19 perché sta bene comunque la piccola risultata positiva al virus. Intanto l'ULSS ha provveduto a chiudere la scuola ed avviare l'indagine epidemiologica. Sentiamo. La bambina non è ospedalizzata, è a domicilio, le sue condizioni di salute sono soddisfacenti, controllabili comunque con la collaborazione anche del pediatra di base a domicilio. La piccola al momento avrebbe solo sintomi lievi del Covid-19 non preoccupanti, ma quanto accaduto ha immediatamente fatto scattare il protocollo con la chiusura del centro estivo organizzato all'interno dell'istituto Ida Tonolli, il più grande di quelli presenti a Sandrigo, con un'ottantina di bambini. Un caso che di fatto potrebbe fare da pretesta a quanto potrebbe verificarsi in autunno e alla capacità della macchina organizzativa di rispondere. Il centro intanto è stato appunto chiuso da 2 a 5 giorni, il tempo necessario alla sanificazione della struttura, mentre è partita l'indagine epidemiologica volta a rintracciare i contatti più stretti con la piccola. Abbiamo già posto in isolamento i familiari stretti, naturalmente tutto il nucleo familiare e il piccolo gruppo giochi di bambini che erano più a stretto contatto con il caso indice. Abbiamo già avviato tutti questi primi contatti, circa una ventina di persone, a tampone urgente e i prossimi giorni avremo i risultati. L'ultimo giorno di presenza della bambina al centro estivo risale al 7 luglio, mentre la notizia della sua positività è arrivata solo nella serata scorsa, lasciando sorpreso anche il primo cittadino di Sandrigo, che peraltro mette in evidenza un nuovo aspetto che sta emergendo. Fino ad oggi erano segnalati solo i casi positivi, che poi si negativizzavano, adesso vengono segnalate anche le sorveglianze attive e passive. Ecco, da un po' di tempo noto, penso anche ai colleghi, un certo aumento di questi nominativi. È rilevare queste persone che vengono notificate con il segnale di viaggiatori. Ecco, io vorrei capire questi viaggiatori, questi viaggi, se sono viaggi di piacere, se sono viaggi di lavoro, viaggi di necessità. Perché se poi per caso di riflesso portano a queste conseguenze, cioè con la reintroduzione di nuovi casi, la cosa chiaramente è deleteria.
Sul Covid c'è tanto complottismo e spesso si esasperano i toni, l'emergenza è reale e non è finita, a dirlo in un'intervista alla nostra emittente rilasciata a Filippo Fois, il governatore Zaia, che fa il punto sul nuovo corso del virus che sembra avere cambiato pelle. Vedo tanto complottismo. Allora io rispetto le idee di tutti. Rispetto le idee di tutti, anche di chi sostiene che il virus non esiste, però da qui a passare alle minacce e alle offese penso che ne passi molto, no? Vedo che c'è sempre questo atteggiamento che non si può sottoscrivere. È quasi uno sfogo quello del governatore Luca Zaia nell'intervista rilasciata in esclusiva alla nostra emittente. Sul Covid-19 c'è troppo complottismo e spesso si esasperano i toni. Per Zaia però i fatti sono ostinati. Io so semplicemente che se non ho una terapia intensiva allestita o non ho una terapia subintensiva, c'è il rischio che qualche persona perda la vita. Lo dicono, no, le terapie intensive sono una cura invasiva che fanno perdere la vita. A me non risulta sia questo, almeno da quello che ci dicono i nostri clinici. E Zaia porta un esempio su tutti. Abbiamo avuto Boris Johnson che ha fatto lezione a tutti, no? Ce lo ricordiamo i primi giorni, che voleva l'immunità di gregge e che era tutta una farsa. Alla fine è finito lui in terapia intensiva. Ma poi quando è uscito non è che ha detto mi hanno applicato la terapia intensiva, sono dei criminali, ha detto me la sono vista brutta, pensavo di morire. C'è questo ha detto. Quanto al virus, il governatore conferma come stia cambiando pelle, nuovi ceppi come quello dalla Serbia sono più aggressivi e dicono che l'emergenza non è finita. Oggi diciamo che il virus, come ho detto io, non ha più un mitragliatore, ma è un ottimo cecchino. Un cecchino, rimanendo nella metafora, che sta cambiando bersagli. Vedo giovani di 25-26 anni che entrano in ospedale contagiati. Vedo tante storie personali che non sono più, me lo lasci dire, mi perdoneranno gli anziani, degli anziani che avevamo durante il periodo di crisi, allora vuol dire che qualcosa sta cambiando anche nel virus, che si sta scegliendo degli ospiti diversi rispetto a prima. E restano i più fragili, l'elenco è lungo. Dovreste andare a intervistare le persone immunodepresse, i genitori che hanno dei figli immunodepressi, dei bambini che non possono prendersi questo virus, i malati oncologici. Intervistate Sammy Basso, che non è un malato oncologico, ma mi è venuto in mente adesso. Intervistate Sammy che vi dirà, lui ha ringraziato per il lockdown, eccetera, dicendo non mi posso permettere di prendere il coronavirus. Io penso che noi abbiamo l'obbligo morale di mettere in sicurezza tutte queste persone che non possono prendersi il virus. Oggi, un anno fa, la vita ci ha voluto strappare via i nostri 4 angeli. Parole di Romina Ceccato, la mamma di Riccardo Laugeri, uno dei 4 ragazzi vittime di un tragico incidente stradale. Ragazzi per ricordare i quali la mamma in questione ha voluto fondare l'associazione Alba. È passato un anno da quel brutto incidente, da quella sera in cui ci hanno detto non ci sono più. Non volevamo crederci, eppure la vita ce li ha strappati, ce li ha portati via. Ad un anno di distanza, boccioli di rosa bianche e frasi di grande amore e cordoglio al cimitero di Musile di Piave, nei cuscini commemorativi con le iniziali dei 4 ragazzi un anno fa morti annegati dentro l'abitacolo dell'auto, incastrati e capovolta dopo un'uscita di strada. Riccardo Laugeri, Eleonora Fasson, Leonardo Girardi e Giovanna Mattiuzzo, tutti tra i 22 e i 23 anni. Giorgia Diral, unica sopravvissuta. A causare il tragico incidente il 28enne romeno Mario Salin Marinica, che non si è fermato a prestare soccorso e ora si trova nella sua casa di Musile di Piave domiciliari in attesa dell'udienza di sabato prossimo, 18 luglio, quando il giudice dovrà esprimersi sulle richieste di 8 anni di reclusione per omicidio stradale e omissione di soccorso, ma le famiglie delle 4 vittime non ci stanno e ne chiedono l'ergastolo. Io ho molta fiducia nel lavoro e nel giudizio e quello che verrà preso atto il 18, quindi confido e spero che il messaggio sia positivo, che anche verso i giovani, che la legge, c'è una legge.
Romina, la mamma di Riccardo Laugeri, che era alla guida dell'auto, è diventata per tutti mamma coraggio. Ha fondato l'associazione Alba, tutela della sicurezza dei ragazzi lungo le strade, e composta da amici delle 4 vittime. Con l'inizio della pandemia si era già prodigata con una donazione a favore della protezione civile e oggi ha pensato alle materne delle paritarie di Musile bloccate dal Covid. Nelle prossime ore a San Donà il concerto commemorativo con la fanfara dei bersaglieri, con un brano su tutti, Angeli di Vasco Rossi. Perché Riccardo c'è, io lo so, c'è dentro, c'è in quello che sto facendo. Creando questa associazione Riccardo vive. Se non avessi fatto nulla avrei ammazzato io mio figlio, non l'incidente o come è accaduto. È stata condannata a 3 anni e 6 mesi di reclusione Federica Vecchini, l'infermiera accusata di lesioni gravissime per aver somministrato della morfina a un neonato con appena 1 mese di vita perché piangeva troppo ed era particolarmente rognoso. Questo almeno secondo l'accusa. La pronuncia nel pomeriggio di oggi nel Tribunale a Verona. Il PM aveva chiesto 8 anni di reclusione. Il narcotico mise a rischio la vita del piccolo la notte del 19 marzo 2017 al Policlinico, dove era ricoverato nel reparto di terapia intensiva neonatale. Per quell'episodio l'infermiera 44enne di Nogara venne arrestata il successivo 4 agosto. Riconosciuto anche ai genitori del neonato un risarcimento provvisionale complessivo di 20.000 euro a carico dell'infermiera. Le motivazioni sono attese. Entro 60 giorni la difesa ha già annunciato ricorso. Ed ora invece andiamo a Roana, dove un anziano è stato trovato senza vita nel bosco. Roana, un malore all'origine del decesso di un 78enne di Schio, il cui corpo senza vita è stato trovato in località Frattelle. L'anziano era andato a funghi nei boschi dell'altopiano, aveva lasciato la sua auto a un centinaio di metri dal punto dove è stato rinvenuto. A fare la macabra scoperta un gruppo di escursionisti attorno alle 8 di stamane, che ha subito allertato i carabinieri forestali. Sul posto il soccorso alpino, ma ormai per il 78enne non c'era più nulla da fare. È stato approvato nel pomeriggio uno degli ultimi atti della legislatura, ovvero il piano regionale dei trasporti, piano dal valore di 20 miliardi di euro, ma nella giornata di oggi si è parlato anche di liberalizzazione della 27, mentre a Roma va in scena lo scontro finale tra governo e la società Autostrade guidata dai Benetton. L'ultimo atto pesante della legislatura si è consumato con un consiglio spaccato tra maggioranza e opposizione, epilogo forse inevitabile visto il clima da piena campagna elettorale, 29 voti favorevoli, 13 contrari, 3 astenuti, questi numeri che hanno comunque permesso al nuovo piano regionale dei trasporti di diventare legge, con il governatore Zaia e l'assessore De Berti che a metà pomeriggio blindano subito il risultato parlando di tempi record per il varo, 2 anni e 8 giorni per la stesura e l'iter legislativo. La Lega ovviamente canta vittoria. È un piano fortemente improntato alla mobilità sostenibile, è un piano che vuole connettere le realtà industriali e turistiche del nostro Veneto ai maggiori assi viari nazionali e europei. È un piano che vale 21 miliardi di euro, che per il 65% è già finanziato, ed è un piano volto a portare il Veneto nel terzo millennio. Di Veneto in ritardo sul trasporto ha parlato invece Piero Ruzzante del Veneto che vogliamo, troppi project financing invece per Stefano Fracasso del Partito Democratico che denuncia anche mancate decisioni sul porto di Venezia, la stroncatura dei 5 Stelle è ancora più netta. È di fatto un aggiornamento del piano del 1990, porta con sé quindi le opere pensate fin dall'era Galan, tutte le autostrade, cemento, infrastrutture pesanti, quando invece dal nostro punto di vista servirebbero infrastrutture più moderne, tecnologiche e innovazione. Nel concreto il piano prevede l'integrazione gomma-rotaia e il biglietto unico, il completamento della pedemontana veneta e della TAV Milano-Venezia, senza dimenticare la viabilità del Bellunese chiamata alla grande prova delle Olimpiadi, e la discussione a Palazzo Ferrofini ha virato anche sul futuro di Autostrade e sullo scontro definitivo tra esecutivo Conte e Aspi, con l'ordine del giorno del consigliere 5 Stelle Simone Scarabella di liberalizzare la 27 Venezia-Belluno, tema ricorrente ma sul quale potrebbe arrivare presto risposta proprio da Roma.
E sulla situazione della società controllata dai Benettone sull'ipotesi di revoca della concessione autostradale siamo andati a sentire che cosa ne pensano i trevigiani proprio nella zona più vicina dove abita la famiglia. Era ora. Era questo? Sì, non vedo l'ora. È una vergogna nazionale. Revochiamo in fretta, ma chiediamo anche i danni. Errore colossale. Che cosa avrebbero dovuto fare? Magari? Che paghino semplicemente i danni per quello che è successo, per la mancata manutenzione, ma la prosecuzione dell'attività direi che è intoccabile, c'è un contratto. Eticamente sarebbe giusto toglierlo perché in fondo 43 morti, quanti erano? 48, non so. Insomma non è, anche perché si è visto che non hanno fatto dei grossi interventi. Sarebbe anche giusto. Perché però ci sono in ballo troppe cose, troppi interessi, troppi soldi da gestire, è una cosa molto difficile. Non ha idea di che cosa voglia dire revocare o avere una concessione, quindi secondo me sta funzionando male, non perché i Benetton debbano continuare ad avere le autostrade, ma perché non è così che si fa, bisogna organizzarla in un modo diverso. Se la famiglia o chi per lei dovevano avere la responsabilità di sistemare le autostrade, vuol dire che non si sono comportati bene. Non hanno dato dimostrazione di essere seri, perché la manutenzione non era... Cioè si sapeva che bisognava farla e non l'hanno fatta, per cui... Perché non hanno messo a posto e autostrade, ponti così, ce ne sono qua tantissimi. Quando tu vai in giro per l'autostrada ad aver paura che non crolli il momento che tu passi. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio. Questa mattina la segretaria nazionale della FIOM ha incontrato i lavoratori dell'azienda di Legnaro che sono in presidio dallo scorso 25 marzo. Continua il presidio dei lavoratori dell'ArcelorMittal di Legnaro che in mattinata hanno ricevuto la visita della segretaria nazionale della FIOM CGIL, Francesca Redavid. 18 settimane di ammortizzatori sociali per i 29 lavoratori del sito di Legnaro, tra cassa integrazione per Covid-19 e cassa integrazione ordinaria, che li porteranno a rimanere fermi fino ad ottobre. I presidi all'esterno dell'azienda erano iniziati lo scorso 25 marzo in pieno lockdown, una situazione critica quella dello stabilimento di Legnaro che dal settembre 2019 è stato acquisito dalla multinazionale che gestisce anche l'impianto dell'ex Silva di Taranto. Da quel momento sono completamente cessati i rapporti diretti con i clienti. Il suo destino è strettamente collegato. Legnaro è impossibile pensare Legnaro fuori dall'ex Silva ed è impossibile per l'ex Silva rinunciare a un punto strategico come questo. Siamo dentro una condizione per cui noi non sappiamo quello che sta avvenendo, perché i tavoli che il governo sta facendo con l'azienda, con Invitalia sugli assetti proprietari sul piano industriale vede totalmente tagliato fuori il sindacato. L'azienda ha approcciato questi tavoli mettendo i lavoratori in cassa integrazione ancora prima del Covid e quindi non rispettando il piano industriale né gli accordi contrattuali che erano stati fatti e creando una condizione di pressione. La produzione nelle scorse settimane era stata bloccata dopo un tavolo tra sindacati e proprietà che non intendeva riprendere le attività lavorative dei dipendenti. Al momento sono solo 2 i lavoratori impegnati per non fermare del tutto l'impianto che altrimenti verrebbe compromesso. Sicuramente la questione Covid ha accentuato la situazione, inaccettabile che i lavoratori e il sindacato verranno chiamati alla fine per discutere i problemi che ci saranno, ma non nell'essere coinvolti in questa fase e far vivere le persone nell'incertezza. Sale Slot, il Consiglio di Stato dà ragione al Comune di Belluno che nel 2019 si è opposto ad una sentenza del TAR del Veneto che aveva acconsentito all'apertura di una sala da gioco vicina ad uno sportello bancomat, contrariamente a quanto previsto dal regolamento comunale.
Abbiamo semplicemente stabilito un principio, e cioè che un bancomat, cioè la possibilità di prelevare del denaro, del cartaceo in prossimità di una sala slot, sicuramente è un incentivo per i ludopatici a spendere questo denaro. Belluno è fra le prime amministrazioni in Italia ad affermare questo principio e a portare a casa il riconoscimento per una battaglia sostenuta dai comuni della provincia, ove maggiore è la diffusione delle sale slot. Il Consiglio di Stato ha stabilito che i bancomat sono luoghi sensibili e per questo tra loro e le sale da gioco va mantenuta una distanza minima. Ribaltata la sentenza del TAR del Veneto che, nonostante questa indicazione fosse presente nel regolamento comunale, aveva consentito l'apertura di una sala slot alla Veneggia. Eravamo sicuri, ma fino a quando ovviamente non arriva la sentenza non si può mai essere certi. Eravamo certi di aver fatto tutto quello che era diciamo all'interno delle nostre possibilità, le nostre prerogative, per cercare di limitare una problematica evidente e certificata peraltro sia dagli organi sanitari sia per quanto riguarda l'aspetto dell'ordine pubblico anche dalle stesse forze dell'ordine. Nell'aprile dello scorso anno Palazzo Rosso si appellò contro la sentenza del TAR, sospesa con ordinanza del Consiglio di Stato all'inizio del 2020. Nel dispositivo il Consiglio di Stato riconosce che la necessità del rispetto di una distanza minima tra uno sportello bancomat e una sala da gioco prevista dal regolamento comunale sia una questione di salute pubblica, rilevando finalità di carattere sociosanitario e attinenti al governo del territorio. In provincia di Belluno i numeri del gioco d'azzardo sono impressionanti, con una raccolta in costante crescita che oramai supera i 300 milioni di euro all'anno. Il contrasto alla ludopatia si svolge ad ogni livello. Tra le iniziative che Palazzo Rosso sta portando avanti da mesi con i comuni dell'Alpago, della Valbelluna e del Feltrino, quella dell'unificazione degli orari d'apertura delle sale slot che consente di limitare gli spostamenti dei giocatori pendolari. Sono passati quasi 2 anni da quando Vaia ha devastato la piana di Marcesine. Servirà almeno un altro anno per portare via il legname schiantato dalla tempesta, ma la piana è già tornata alla vita. Sono passati quasi 2 anni da quando la tempesta Vaia ha preso la piana di Marcesina e con la mano di un gigante l'ha trasformata in quello che si vede ora. Ci vorrà ancora del tempo, ci vorrà ancora un anno per portare via tutto il legname e una volta finito Marcesina non sarà più quella di una volta. Dove sorgevano boschi ombrosi e profumati di resina, ora ci sono solo ceppaie. Dove camosci e cervi trovavano riparo, ora borbottano i motori delle ruspe e dei camion che portano via il legname schiantato. Marcesina è un cantiere e tale resterà per lungo tempo. È chiaro che il Vaia non è stato uno scherzo. Diciamo che il legname allestito è circa il 50% del totale. Dobbiamo pensare che per le nostre strade non passano solo i 300.000 metri cubi danneggiati e abbattuti da Enego, ma anche gli altri 300.000 e più abbattuti nel territorio di Grigno. Sulle strade che scendono dalla Marcesina passano 100 camion al giorno, carichi di quel che Vaia ha lasciato alle proprie spalle dopo aver macinato boschi e radure. Un'ipotesi può essere, sono già passati circa 18-20.000 camion, e quindi pensate voi che lavoro è stato fatto, ma altri 30.000 come minimo dovranno passare. Quando questo lavoro sarà finito, Marcesina avrà un nuovo volto, ma conserverà tutta la magia che ha spinto fin dall'antichità gli uomini al suo cospetto. Anche ora, nonostante le cataste di legna, le ceppaie e i camion che vanno e vengono, si percepisce nell'aria una nota di rinascita, un frastuono di vita. E questo è quel che resta di milioni di alberi di Marcesina, cataste di legna sotto un cielo blu. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Io vi lascio come di consueto alle nostre previsioni del tempo. Vi ricordo che fra qualche minuto c'è il telegiornale di Venezia. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Ad accogliervi sarà Conegliano. Bentrovati al meteo. L'anticiclone si indebolisce, ecco che sul nostro territorio giungerà qualche pioggia. Vediamo dove nel dettaglio. Sul Veneto la grafica di mercoledì 15 luglio ci mostra che sarà una giornata prevalentemente all'insegna del bel tempo, tuttavia
Nelle ore pomeridiane e serali saranno possibili dei temporali sui monti, in locale estensione anche alle pianure limitrofe. Temperature minime tra 14 e 20 gradi, massime tra i 22 e i 28 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui avremo un ampio soleggiamento, tuttavia al pomeriggio qualche nube associata a precipitazioni sarà possibile in corrispondenza dei rilievi. Temperature minime fino a 19 gradi, massime sui 24-25 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Cambia qui lo scenario perché il tempo sarà spiccatamente instabile con piogge diffuse un po' dappertutto. Andrà meglio a partire dalle ore notturne. Temperature minime sui 15 gradi, valori massimi invece fino a 26 gradi. Dal meteo per ora è tutto, io vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Ad accogliervi sarà Conegliano.